Amici ben ritrovati, la via dei Presepi ritorna, siamo a Santa Maria di Feletto e siamo andati a visitare il Presepe qui che hanno allestito tutti i nostri amici. Fra pochi minuti scoccherà la mezzanotte, vi daremo gli auguri di un buon 2020 e ci lasceremo alle spalle il 2019. Ma prima con Alfredo ci facciamo raccontare questo bellissimo e stupendo Presepe che anche quest'anno è stato rinnovato. Avete qualche novità? Sì, anche quest'anno addirittura possiamo dire che quest'anno lo abbiamo cambiato totalmente. Comunque sempre per raffigurare la nascita di Gesù che è venuto al mondo per salvare l'umanità, cominciando da San Francesco che è stato il primo che ha fatto il primo presepio e da allora è cominciata la storia dei presepi nel mondo, non solo in Italia. Tornando al vostro Presepe, raffigura il vostro paese. Esattamente, abbiamo sempre voluto raffigurare il paesaggio nostro e anche i personaggi del territorio. E quindi adesso, Alfredo, fra pochi minuti brinderemo, stapperemo la bottiglia, però gli orari per chi volesse venirci a visitare da domani 1 gennaio fino a quando è aperto. Allora, la domenica è aperto dal mattino dalle 10 al mezzogiorno. Dalle 15. E il pomeriggio naturalmente dalle 15 alle 18:30. E quindi gli orari sono abbastanza flessibili, tanto Sì. comunque c'è sempre qualcuno. Alfredo, che dire, prendiamo la bottiglia in mano, cominciamo sì, a fare il countdown. Qua tutti gli amici siamo pronti per dare un calcio al 2019 e aprire le porte al 2020. Fra pochi secondi scoccheranno le campane, intanto Alfredo apre le bottiglie, iniziamo il countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Lo verso, buon 2020, noi brindiamo, speriamo che facciate altrettanto voi. Qui da Santa Maria di Feletto, buon 2020 a tutti. Buon 2020 a tutti.